Euroregione News. Reseed, tempo fino al 7 maggio per iscriversi. E aiutare i giovani con un curriculum nel campo della ricerca a diventare imprenditori creando spin-off ad alta intensità tecnologica. E questo è lo scopo di Reseed, un'iniziativa finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Fondo Sociale Europeo che vuole creare nuovi sbocchi occupazionali per i ricercatori del Friuli Venezia Giulia. Fino al 7 maggio i promotori del progetto, Università di Udine, Friuli Innovazione e Sissa, raccolgono e selezionano idee di business. Ai migliori candidati verrà offerto un percorso personalizzato e gratuito di formazione imprenditoriale. Finora sono già 45 gli aspiranti imprenditori selezionati che singolarmente o in gruppo hanno presentato 29 idee di impresa. Quasi la metà sono donne. Tra le idee, la fa da padrone il settore ICT in senso ampio. Gli altri ambiti sono il biomedicale, le energie rinnovabili e l'ambiente. Requisito imprescindibile per i candidati la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. Possono partecipare ricercatori dipendenti, assegnisti di ricerca, laureati con alle spalle attività di ricerca di almeno 9 mesi, allievi di corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorato, dottorandi e dottori di ricerca che abbiano un'idea di impresa anche solo a livello generale. L'importante è iscriversi entro il 7 maggio, giorno in cui chiuderà l'ultimo sportello del progetto. Sul sito reseed.it si scrive re-seed.it. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.